proposta di Monti che ci riporta subito, insomma, alla memoria le nostre tradizioni del ballo, che hanno non solo coinvolto le nostre comunità ma hanno da sempre affascinato visitatori che arrivavano, insomma, nella nostra isola e rimanevano certamente stupiti dalle nostre pratiche dei balli rituali. Dopo il ballo caratterizzante di Monti c'è anche quello che chiamiamo abitualmente Suballittu. Suballittu era veramente un'altra occasione di grande coinvolgimento della comunità. In questo caso è patrimonio un po' di tutti i comuni della Sardegna, tutti i luoghi dell'isola, ma ciascuna evidentemente con passi, movimenti o micropassi e figure, cadenze ritmiche, esalta e personalizza in qualche modo il ballo. Tanto è vero che a Monti questa versione del Suballittu viene chiamata proprio Suballittu Montino. Sarà sempre Mattia ad accompagnarli con l'organetto.